La dimensione del problema è prendere consapevolezza, noi, la società sarda, che i problemi del rapporto della Sardegna con il resto del mondo è sì un problema di rappresentanza, ammesso che ci sia ancora una rappresentanza, e qui basterebbe introdurre una parentesi, perché voi probabilmente non vi ricordate neanche in questo momento i nomi dei deputati e dei senatori che rappresentano la Sardegna, e probabilmente non vi ricordate neanche i nomi dei consiglieri regionali che rappresentano la provincia di Sassari, perché anche la rappresentanza, anche la funzione del rappresentante è diventata obsoleta rispetto alle trasformazioni che noi abbiamo avuto. Noi abbiamo dei rappresentanti politici che non svolgono più la funzione di rappresentanza tradizionale, che non sono più in rapporto con il loro elettorato, che sono nominati in Parlamento e una volta nominati non si vedono più nel territorio, non hanno più il rapporto che avevano prima. Anche la rappresentanza ha subito una trasformazione. In mezzo a tutte queste trasformazioni l'autonomismo è un elemento usurato, perlomeno consumato in gran parte, cioè non ha la sua data di origine, ha le sue stimmate originarie, e l'indipendentismo è una risposta tardiva, secondo me. Io dico, sempre detto a Sale che io sono uno di quelli che apprezzano il lavoro del suo partito. Occorre sempre qualcuno che apra la strada e che indichi anche utopie, come dire, più generali, visioni di grande prospettiva, anche a volte irrealizzabili, perché poi la politica che si realizza coralmente punti su obiettivi irrealizzabili, e c'è una qualcosa che noi possiamo fare se vogliamo agire concretamente, se il popolo sardo ritrova la capacità culturale di elaborazione, se le istituzioni culturali si inseriscono in questo discorso, se l'università fa la sua parte, se la Chiesa fa la sua parte, se i sindacati fanno la loro parte, se tutti fanno la loro parte, se i giornali fanno la loro parte, se le riviste esistenti, quelle che ci sono o quelle che non ci sono più, facessero la loro parte, se le televisioni e i giornali facessero la loro parte, noi probabilmente usciremmo dalle trappole dei luoghi comuni e probabilmente andremo oltre. Non ci accontenteremo di una dichiarazione generica del Parlamento italiano sull'insularità, e che sappiamo tutti che siamo un'isola, ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. È come dire che un uomo è un uomo. Se quello che dobbiamo ricercare, e concludo, è una idea politica istituzionale che renda più facile realizzare i valori che la libertà ci consente di praticare secondo una nostra specifica visione, che è in gran parte uguale a quella del mondo democratico moderno, ma che può avere anche delle sue particolarità che gli altri non hanno. Se c'è qualcosa da aggiungere all'idea di giustizia che hanno gli italiani o i francesi, se c'è qualcosa che noi intendiamo per giustizia che è più largo, sa giustizia in sardo, è qualcosa di diverso, su giusto, come diciamo. Un giorno Maria Giacobbe ha fatto una conferenza all'università in cui sosteneva che in lingua sarda giustizia non esiste, la parola giustizia, nel senso proprio di questa astrazione totale, che esiste su giusto, la cosa giusta, quello che è giusto fare, una sottigliezza semantica ma importante, cioè se c'è qualcosa nel discorso dell'eguaglianza che noi riteniamo diverso a quello del nostro paese, dell'Europa, se c'è qualcosa nei rapporti economici, se c'è qualcosa nel diritto d'impresa, se c'è qualcosa che ci lega di più alla terra e così via, o al paesaggio, noi dobbiamo poterlo fare.
ma la matrice, la grande matrice, è la stessa. L'idea di libertà, di democrazia, di uguaglianza, di dignità della persona umana, di accoglienza, di tolleranza, di rispetto, è uguale. L'idea che l'uomo deve avere le possibilità uguali di tutti, le chance uguali, cioè la partenza perlomeno uguale, che il diritto alla vita, il diritto all'istruzione, il diritto alla salute e alla sicurezza del percorso, il diritto alla casa che noi stiamo introducendo come diritto fondamentale, l'idea che ci sono dei beni comuni che non appartengono a una piccola comunità ma appartengono all'umanità intera. E per quanto riguarda la Sardegna, il territorio di Arzachena, di Villa Simius, di Stintino, di dove volete voi, non è di Arzachena, di Stintino, di Villa Simius, è della Sardegna, e forse ancora più largo. E questa matrice è comune. Non posso dire che l'insularità mi porta a rinnegare i valori fondamentali nei quali credo, e noi dobbiamo fare in modo che noi questi valori li assumiamo come nostri e li gestiamo noi.